25 anni, un quarto di secolo dedicato ai formaggi del massiccio del Monte Grappa. È andata in scena a Malga Campocroce, nonostante una giornata decisamente piovosa, la rassegna dedicata alle eccellenze casearie delle malghe del Grappa. Sul piatto, è proprio il caso di dirlo, il morlacco e il bastardo prodotti da chi tiene viva la tradizione dell'alpeggio in questo meraviglioso angolo di Veneto. Il nostro obiettivo è quello di promozionare e valorizzare queste produzioni tipiche del territorio e in questa maniera indirettamente dare la possibilità ai produttori e anche ai consumatori e visitatori di assaggiare delle eccellenze casearie fatte in malga, fatte con latte della malga, fatte con latte di pascoli, quindi che hanno delle caratteristiche specifiche. Per la cronaca, la gara per il morlacco è stata vinta da Malga Mure di Pieve, seguita da Val dei Foglie di Borso e dall'ex equo di Malga Gasparini di Solagna e Colserai di Borso. Per il bastardo del Grappa ha vinto il formaggio della Malga Cason del Sol di Pieve, seguito dalla Malga Costonda Quinto di Borso e da Malga Meda, sempre di Borso. Le forme erano state valutate da una giuria di esperti addetti ai lavori che ha avuto l'onere e l'onore di assaggiare il prodotto delle malghe per decretare una classifica. La festa ha dovuto comunque fare i conti con il maltempo, ma questo imprescindibile appuntamento segna il percorso che produttori e malghesi, operatori e politica devono seguire per dare un futuro a queste eccellenze. Il 2021, infatti, con tutte le difficoltà che si porta appresso, può e deve diventare un anno di rinascita anche per le malghe del Grappa, un anno di ripartenza. Per noi è fondamentale che il settore riparta. Il settore sta soffrendo in questo momento, specialmente il settore a valle, sta soffrendo perché le materie prime sono schizzate in alto, abbiamo dei costi molto alti per l'alimentazione del bestiame che non vengono compensati dal ricavo della vendita del latte. Ma a mettere i bastoni fra le ruote della tradizione dell'alpeggio sul massiccio del Grappa non ci sono solo le ricadute economiche e sociali dell'emergenza coronavirus. Dobbiamo anche dire che in Grappa quest'anno ci sono dei problemi e questo lo dobbiamo sottolineare e facciamo appello alle autorità e agli enti pubblici affinché ci sia la possibilità che la viabilità sia sistemata. E il lato est del Grappa con il lato ovest purtroppo è bloccato e quindi le malghe del lato est, che sono 4-5 malghe, stanno soffrendo moltissimo.